In democrazia c'è la facoltà, c'è la possibilità di indire referendum, di chiedere referendum, ma c'è anche quella di opporsi ai referendum e quindi noi ci presenteremo serenamente a portare le nostre ragioni, poi la Corte deciderà. La parola d'ordine del 2025 in Veneto sarà autonomia. All'incontro di fine anno con la stampa, assieme a tutta la giunta, Zaia annuncia che la regione si costituirà ad opponendum contro il referendum abrogativo della legge Calderoli. Ammesso che si faccia, dice ammesso che raggiunga il quorum, con una postilla poi chiarita davanti ai microfoni. Adesso mi spiace dirvelo così che poi gli vado di traverso il panettone a qualcuno. Nella Costituzione non c'è scritto che dobbiamo fare una legge per fare l'autonomia. Mi fermo qui. È assodato che per fare l'autonomia non è che ci vuole una legge. La legge è stata fatta per un atto, a mio avviso, giusto, corretto, di responsabilità e di rispetto nei confronti del Parlamento, ma in Costituzione non c'è scritto che ci vuole una legge attuativa, per cui vedremo il da farsi successivamente. L'ultima sorpresa dell'anno comunque riguarderà i pedaggi della superstrada pedemontana veneta. I dettagli saranno resi noti il 30 dicembre. Zaia dà solo un'anticipazione. Premiare in maniera vigorosa tutto il traffico locale. Chi entra e esce in determinate tratte e con determinati chilometraggi. Annuncio solo una roba, non serve far nulla, non serve far domande, non serve far niente, perché se è il telepass abbiamo già anche risolto il problema a monte. Non si sa se il Veneto andrà alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale nell'autunno del 2025 o nella primavera del 2026, come già deciso per i comuni. Ciò che si sa, conclude Zaia, è che al di là delle frizioni con Forza Italia durante l'approvazione del bilancio, il centrodestra rimarrà unito. Noi confermiamo la nostra alleanza che è solida e portiamo avanti ormai da anni, da una vita nel centrodestra e quindi siamo avanti a amministrare, lo siamo a livello nazionale, lo saremo anche a livello regionale, a livello locale, dopodiché turbolenze in volo ce ne sono sempre, l'importante è arrivare sempre all'aeroporto nella destinazione.